Ciao, io sono Alessandro Azzeni, voi siete su Sardinia World, il canale dedicato al combattimento, alla rievocazione storica, all'archeologia sperimentale e alla scherma. Oggi volevo parlarvi della mia ricostruzione di un guerriero nuragico, in realtà un arciere, che però presenta anche dei caratteri abbastanza peculiari, quindi guerriero potrebbe essere il termine adatto per identificarlo. Di cosa tratta questo video? Questo video tratta della ricostruzione, della spiegazione, dell'interpretazione di bronzetti di arcieri nuragici alla luce delle più recenti scoperte. È un video riassuntivo rispetto ai temi e all'ampia descrizione che ho fatto di questo specifico argomento nel mio libro. Il libro, per chi fosse interessato all'acquisto, è Guerriers, dai bronzetti alle statue di Montebravo. E iniziamo con un po' inquadrare qual è questo personaggio, questo arciere. Questo è un arciere di tipo, diciamo, che io ho classificato come leggero. Cosa intendo per arciere leggero? Una serie di distinzioni vennero fatte da Liliu e da altri studiosi e dividevano gli arcieri tra arcieri pesanti e arcieri leggeri. In realtà la distinzione era un po' ambigua perché il metro per eseguire questa differenza era sostanzialmente spesso l'arco e quindi si utilizzava la dimensione dell'arco per stabilire se l'arciere fosse leggero o pesante. In realtà io almeno per quanto mi riguarda, ho distinto gli arcieri nuragici in arcieri leggeri perché dotati di poco armamento difensivo, quindi di poca armatura, e in arcieri pesanti, cioè dotati di molta armatura e quindi letteralmente più impacciati, più lenti nei movimenti e quindi da un punto di vista strategico anche probabilmente assolvevano questi arcieri a un diverso ruolo. La seconda cosa che volevo farvi notare è la presenza di armi, cioè di oggetti atti all'offesa e alla difesa, presenti nel bronzetto ma accuratamente, o potremmo dire malinterpretati, da noi moderni. Ad esempio, spesso si osserva in alcuni arcieri, sotto la placca pettorale, che è questa, il cardiofilax, protezione del cuore, potremmo dire, spesso si osserva spuntare al di sotto proprio una parte della bandoliera o della punta del pugnale portato in questa struttura di cuoio che potete vedere qui, che viene genericamente chiamata bandoliera e che porta il classico pugnale del Sagamata. Potete vedere come il pugnale spunti da sotto la placca, però gli artefici, gli artigiani, i maestri, diciamo fusori, gli artisti del tempo furono così precisi nel rappresentare il dettaglio, probabilmente per una motivazione ben precisa, forse perché era importante rappresentare il pugnale del Sagamata insieme al guerriero. Un'altra cosa interessante, oltre alla presenza del pugnale, è la presenza della spada. Per gli arcieri nuragici è stato riportato da alcuni studi, soprattutto studi abbastanza recenti, che questi fossero dotati di un propulsore per lanciare una zagaglia. Che cos'è un propulsore? È una sorta di leva, in effetti è una leva, assolve la funzione di leva, per tirare un giavellotto lungo e pesante. Allora, l'atlat o il propulsore o la zagaglia, a dir si voglia, eccetera eccetera, vari nomi tra l'Australia e il Sud America. In Europa era conosciuto nel Paleolitico e solo nel Paleolitico, perché non è stato poi ritrovato nel Mesolitico, nel Neolitico, nell'età del rame. Alcuni avevano ipotizzato che nell'età del bronzo, quindi in realtà più età del ferro, perché i bronzetti vengono ascritti all'età del ferro, comunque tra il fine dell'età del bronzo e gli inizi dell'età del ferro, i nuragici stranamente avevano questo propulsore con questa zagaglia. In realtà, come vedremo più avanti, l'arciere non è dotato di un propulsore. L'arciere è dotato di una corta spada portata dietro assieme alle frecce del gruppo faretra. Con questa spada l'arciere poteva offendere e difendere. Anche se viene difficile pensare che potesse usarla per difendersi, per un semplice motivo. Solitamente i guerrieri portano nella mano forte, quella che tiene le armi, un guanto di protezione, presumibilmente perché nel caso in cui sbagliassero e non riuscissero a proteggersi con lo scudo, l'arma avversaria potrebbe colpire la mano. Stranamente l'arciere non presenta questo tipo di guanto.
anche per difesa probabilmente, che ovviamente la difesa spesso, se è passiva, se non è una difesa statica con un blocco, ma è una difesa che comunque tende a deviare i colpi, comunque mette a repentaglio l'integrità della mano che sta tenendo l'arma. Quindi se non stesse pensando più che altro a offendere con movimenti di stoccata rapidi e precisi, l'arciere probabilmente non doveva aver bisogno di una protezione. E soprattutto se pensiamo a qual è l'impostazione schermistica che doveva avere. L'impostazione tradizionale della scherma è di mettere l'arma di fronte al corpo. Questa è un'impostazione che ne abbiamo noi di epoca moderna, diciamo dalla metà del Medioevo in poi, in cui le armi diventano effettivamente capaci di resistere ai contrasti con le altre lame e di parare così i colpi. Però anticamente non era così. Infatti l'oggetto che veniva posto di fronte al corpo non era la spada, ma era lo scudo. Cioè, mettendo lo scudo di fronte al corpo, il guerriero poteva parare i colpi e colpire con la lama. E questo è in tutto diciamo il periodo classico e anche gli inizi del Medioevo, diciamo sino al 1200-1300, giù di lì, quando appaiono i primi trattati medievali, appunto, dove si vede proprio la persona utilizzare la sua arma per incrociare la lama avversaria. Quindi non era più necessario lo scudo per parare i colpi, unicamente per parare i colpi, e la lama che invece doveva solo offendere. Quindi se l'impostazione non è quella moderna, in cui la mano e l'arma sono di fronte al corpo per proteggersi, allora non è più necessario il guantone. Quindi probabilmente i guerrieri nuragici, è quasi sicuro perché avevano lo scudo, ma anche l'arciere potevano stare in una posizione in cui la mano forte era arretrata, si dava il braccio sinistro o comunque qualcosa che fungesse da scudo per proteggersi dai colpi, e poi a seconda dell'opportunità si entrava con la punta in vari modi. Ovviamente è un'interpretazione, però guarda caso l'arciere nuragico, e gli arcieri di Monteprama fanno scuola sotto questo aspetto, era dotato di un singolare oggetto che molti hanno definito parabraccio, brassard, protezione per il colpo di ritorno della corda, insomma un oggetto che apparentemente dovrebbe avere una funzione di protezione dell'interno del braccio dallo scoccare alla corda. Se voi prendete un arco qualsiasi, vedete che la corda agisce in questo modo e ponendo il braccio in un certo modo la corda potrebbe colpire nel momento in cui ritorna l'interno del braccio, causando un poco dolore se l'arco ha un libraggio elevato. Però non è detto che gli arcieri utilizzassero questo sistema di tiro che noi utilizziamo oggi, diciamo con impostazione di tiro alla targa, ma essendo arcieri da guerra probabilmente avevano un loro modo specifico di tirare, che non era specifico dei nuragici, era utilizzato da tutti gli eserciti dell'antichità, che talvolta utilizzavano, come alcuni arcieri saraceni, uno scudo anche nel braccio, e quindi se avevano uno scudo avevano degli impedimenti che non gli permettevano di tirare alla maniera moderna, diciamo. La cosa più interessante è la posizione in cui è messo questo parabraccio, perché invece che essere messo, diciamo, a proteggere il lato interno, soprattutto protegge quello esterno. Potete vedere qui come il braccio, il guantone, il parabraccio non stia in realtà proteggendo la parte interna, se non tramite questo sistema che io ho interpretato come un'imbottitura, ma in realtà potrebbero anche essere i segni dei lacci per tenere ferma tutta questa roba legata al braccio. Ovviamente non lo possiamo sapere, si va un po' per ipotesi. La cosa però che colpisce di più è che il guantone ripara soprattutto il gomito. Il gomito è l'esterno della mano, quando in realtà più che all'esterno della mano avrebbe dovuto proteggere questa parte, che in alcuni arcieri proteggono con dei guantini particolari, per evitare di tagliarsi il dorso della mano con l'impennatura delle frecce, che a volte è abbastanza tagliente. Almeno alcuni tipi, alcuni altri tipi invece le frecce e le impennature naturali
sono più morbide, quindi in realtà non sembra che esista questo problema. Un altro dettaglio particolare sono due bottoni che si osservano spesso in questi guantoni e che alcuni hanno ipotizzato fosse un sistema di reggifreccia, di mirino e tante altre cose. Personalmente io ho fatto una ricerca e vi ho un video su questo canale proprio su come combattevano gli arcieri nuragici, ho scritto anche articoli e alcuni capitoli del libro su questo tema. E la cosa più interessante è notare come questo guanto comunque sia molto somigliante ad esempio a quello dei pugilatori di Monteprama, che praticamente cambiano la parte del guanto della mano con una sorta di sfera, una calotta. E anche su quello sarebbe importante fare un video specifico al riguardo. E probabilmente lo faremo e sarà il prossimo video che caricherò su questo canale. Non sull'interpretazione del guantone, ma su tutta la ricostruzione. L'altra cosa è... vi dicevo che il guanto sembra separato dal parabraccio, cioè non è in continuità, è proprio rappresentato nelle statue, nei bronzetti, eccetera, non come un unico pezzo continuo, ma con uno spazio, specialmente si vede nelle statue di Monteprama, tra parabraccio e guanto. E allora lì ho pensato, non è che questi due bottoncini, perché nei bronzetti sembrano abbastanza grossi, però in realtà nelle statue di Monteprama sono veramente piccolissimi. Sembrano proprio due bottoncini. Allora ho pensato, forse i bottoncini servono per tenere il guanto attaccato al parabraccio. E quello che alcuni hanno ipotizzato come un reggifreccia, come un mirino, eccetera, eccetera, che in termini arcieristici non ha spiegazione. Trovate anche diversi articoli, ad esempio l'articolo di Brizzi al riguardo, arcieri di bronzo, ne trovate veramente tanti, in cui si ipotizzava potesse essere altro, di certo non un mirino, di certo non un reggifreccia, perché per reggere la freccia basta un dito, e così via. L'ipotesi potrebbe essere che questo dettaglio servisse solo per questo scopo, e in effetti in molti bronzetti si osserva non dove passa la freccia, ma in altre posizioni, sopra, all'interno, stranamente mai nel punto in cui logicamente dovrebbe passare la freccia, che è questo. La cosa più interessante è che questo dettaglio è presente anche nei guantoni dei guerrieri, che di sicuro non dovevano tirare frecce. Quindi può far pensare che forse era, come per gli arcieri, un escamotage, un sistema per tenere la parte della mano attaccata a quella del braccio. Ma quindi a che cosa serviva questa cosa? Beh, questa cosa probabilmente è il famoso scudo di cui io vi parlavo prima e di cui vi dicevo magari in termini schermistici, se questi arcieri avevano una spada, allora dovevano avere anche un sistema per proteggersi, poiché la spada non poteva permettere affatto di parare i colpi se non in casi estremi. E allora ecco a cosa serviva il guantone. Combinato con la spada era un sistema per parare i colpi, una sorta di scudo. Questo scudo aveva, oltre alla rigidità del cuoio, anche un oggetto che, una volta esaurite le frecce, diventava pressoché inutile. L'arco, quando ci ritroviamo il nemico a un paio di metri, diventa inutile, e così inutile se finiamo tutte le frecce, diventa né più né meno che un semplice bastone. Questo bastone potrebbe essere utile come difesa dei colpi dell'avversario, in caso estremo, ovviamente in pericolo di vita, eccetera, eccetera. Di certo non in maniera ludica. E infatti quest'arco è stato realizzato con un legno particolarmente duro, il corniolo. Ha fatto delle prove di taglio su diversi archi che aveva in lavorazione o alcuni pezzi grezzi con delle armi in acciaio medievali, e si vedeva che l'arco veniva appena intaccato. Quindi non dico che ci tirassero, però sicuramente tagliare un arco in legno duro, che poi è anche un legno buono come strumento per creare archi, probabilmente doveva essere abbastanza utile, e di certo non si riusciva a tagliarlo o a spezzarlo con facilità. Anche in periodo medievale era considerato comunque molto difficile riuscire a tagliare un palo di legno con una spada o con un'arma in acciaio. Le ricostruzioni dove si vedono spadoni che tagliano le picche dei gruppi di fanteria, di tercios, eccetera, eccetera, sono puro fantasy.